Grazie anche e soprattutto ai suoi giovani, è un suono che si rinnova. Non è che nella storia di Posada i suonatori si possano contare a decine, sono pochini e uno di questi è Andrea Marungiu. Facciamo un applauso ad Andrea. Andrea una mattina si sveglia e si fa regalare, anzi no, si fa quasi acquistare un organetto diatonico. È la sua grande passione, una grande passione che intanto i genitori hanno sostenuto, che il gruppo Folk Feroni ha sostenuto e anche io personalmente, perché il ballo di Posada e il ballo dell'Alta Baronia è un ballo sempre bello, un ballo sempre attuale, anche e soprattutto quando su un palco ci sale qualche coppia come quella che noi abbiamo qua con noi ospiti. Bell'applauso per questo bell'abito. Nico e Laura, vedete che li conosco anche non per altre cose, sono cresciuti assieme, insieme ad Andrea, insieme all'allora mini gruppo Folk Feronia. Poi i ragazzi maturano e matura l'idea di portare avanti queste belle consuetudini, questo anello di congiunzione che ci lega al passato. Oggi siamo nel presente, ma questi ragazzi saranno sicuramente anche il futuro. Ma l'oggi lo vuole scrivere qua Budoni Andrea con i due balli identitari dell'Alta Baronia di Posada, Ballitu, Ballo Brincadu, Andrea Marungiu.
Vive nel tempo e respira.